Chi nella storia c'è già dall'anno scorso, chi invece ci è entrato e vuole restarci in modo indelebile. In diretta nuovamente ben trovati dal Palacalafiore di Reggio Calabria. Questa è la finale femminile del 60° torneo delle regioni. Questa è Veneto Calabria. Buon pomeriggio Italia da Fabrizio Cantarella, in mia compagnia anche mister Peppe Alfarano. Ben trovato mister. Intanto via alla gara. Attenzione al cambio, la battuta di Primolan, fuori per il destro provato da Valente, palla ancora viva, Bergozza ci mette la mano, Dragan, non era neanche facile perché c'era stato il tocco di bianco. Dragan, Macri, Dragan che è ritornata in porta, attenzione alla Cambareri che va a calciare addosso a Pilloni, dalla libera si sgancia in contropiede, attenzione a Chiaradia dall'altra parte, Chiaradia, il pallone fuori di un soffio. E allora continuiamo con questa prima frazione di gioco. Chiaradia, troppo spazio qui lasciato da Bianco, il pallone attraversa tutto lo specchio di porta, non ci arriva, o meglio ci arriva con un attimo di ritardo la Pandolfo. Arriva il fischio dell'arbitro, lo scarico in aria con la Valente che va a calciare, il pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della Calabria. Attende adesso qui la Calabria, a differenza dell'inizio del match dove stava aggredendo più alta, la Folino non ci arriva, allora spazio che si crea, la Dragan vola sulla destra, sulla bordata di Valente. Attenzione ancora a questo spazio per Valente che arma il destro e impegna nuovamente in modo importante Vittoria Dragan. Bianco con calma, ancora Macri, regaliamo questa rimessa ora al Veneto, attenzione a Basso che arma il destro, prima il sinistro, poi il destro, ancora il sinistro, finisce qui, non va a calciare il Veneto e allora termina così a reti ancora bianche, reti inviolate, la prima frazione di gioco tra Veneto e Calabria, finalissima. Eccola qui Dragan, palla brutta persa, quindi Valente appoggia per Chiaradia, il pallone si stampa sul palo, respiro di sollievo per la Calabria ma non è ancora finita perché c'è la Basso in seconda battuta che allarga ancora sulla Valente, dietro per Chiaradia che ha appena colpito un palo, Primolan se la porta sul destro, va a calciare, il vantaggio del Veneto, Primolan l'avevamo visto a più riprese e il vantaggio del Veneto è arrivato. Macri, Chiaradia le porta via il pallone, Chiaradia sola davanti a Dragan, non sbaglia il raddoppio del Veneto al quinto della ripresa. Non ci sono compagne, si va allora da Dragan che nuovamente cerca di andare lunghissima e colpisce la traversa qui, sfortunata la Calabria. E intanto siamo già dall'altra parte e arriva il tris di Basso con lo scudetto che sembrerebbe almeno a 7 minuti alla fine che possa rimanere in Veneto, il tris della Basso. Allora dobbiamo adesso attaccare ma Chiaradia riesce in qualche modo a ritornare indietro, c'era l'appoggio a sinistra facile su Capitan Bianco che non è arrivato, Basso allora fa tutto il campo da solo, Basso troppo sola qui Basso che non può fare altro che realizzare la doppietta personale e il poker per il Veneto. Qui male la Folino che stava scattando, si allunga il pallone della Dominici e poi Macri cerca di mettere ordine in qualche modo, poi si addormenta col pallone, ancora Valente, allora va per il gol del 5-0. Veneto che vola e lo scudetto sembra proprio che rimarrà cucito addosso alle ragazze di Mister Carlos. Altra ripartenza 3 contro 2, la Calabria sembra non averne più, palla in mezzo stavolta è precisa e ci arriva Bergozza che si aggiunge al tabellino delle marcatrici. Sì. Dragan ci prova ancora, il pallone in qualche maniera passa, avrebbe meritato la Bianco il gol. Finisce qui la gara, sono le 16:41 del 1° maggio 2024, il Veneto si conferma campione d'Italia e batte 6-0 una Calabria vogliosa ma che purtroppo ha dovuto cedere alle più forti. E intanto torniamo in presa diretta con le immagini, eccola qui Chiaradia pronta ad alzare il secondo trofeo delle regioni di fila per il Veneto, incontrastata dominatrice della categoria femminile, è tutto pronto allora, eccola qui il Veneto campione d'Italia
in Calabria, pienissimo merito, Secco 6-0, tennistico 6-0 alle padrone di casa delle Calabria, seconda vittoria consecutiva per il quintetto di Mister Carlos e la festa ora sì, può cominciare. Da Fabrizio Cantarella è davvero tutto, grazie ancora a Mister Peppe Affarano. Grazie mille, grazie a tutti, buon proseguimento di futsal.